Il capitano Federico Giombetti, dopo oltre 2 anni di servizio a Canicattì, ha ceduto il comando della locale tenenza della Guardia di Finanza perché trasferito a un altro incarico. L'ufficiale di origine romane proseguirà la propria carriera in Veneto presso il nucleo di polizia economico-finanziaria di Vicenza. Nel periodo di comando del reparto, l'ufficiale ha ottenuto brillanti risultati in ogni settore di servizio, in particolare in quello tributario. Gianluca Pizzigallo, dopo aver terminato il corso di formazione presso l'Accademia di Bergamo, è proveniente da un'esperienza di 6 anni presso il nucleo di polizia economico-finanziaria di Trieste. L'ufficiale di origini pugliesi è laureato in scienze delle pubbliche amministrazioni e scienze dell'economia. Sin da subito il sottotenente Gianluca Pizzigallo, nell'assumere il comando della tenenza di Canicattì, ha garantito il suo impegno a perseguire insieme ai suoi collaboratori nell'articolata realtà socio-economica della provincia agrigentina i compiti istituzionali del corpo e a fornire la massima disponibilità nei confronti dei cittadini e delle altre istituzioni. Nel ringraziarlo per la professionalità e la collaborazione dimostrate durante la sua permanenza nella nostra città, auguriamo al capitano Giombetti una brillante prosecuzione di carriera e al nuovo comandante della tenenza Canicattì, sottotenente Pizzigallo, cui va il nostro benvenuto e l'assicurazione di piena totale collaborazione, un buon insediamento e proficuo lavoro. Questo quanto dichiarato dal sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo.